questo qua non è che mi sembra tanto diverso di un fallimento. Se questi qua sono arrivati 5 anni, ci hanno spremuti, ci hanno fatto abbassare il nostro stipendio, abbiamo lavorato come prima, più di prima, peggio di prima, e se ne vanno, che differenza c'è da un fallimento? Non fa una piega l'amara considerazione di Nadia De Bastiani, membro della RSU CGL dello stabilimento Wanbao ACC di Mel. In 5 anni non un solo euro è stato investito dalla proprietà cinese nel prodotto che, pur unico nel suo genere in tutta Italia, comincia a patire i segni del tempo e viene pagato sotto costo. Ed è proprio questo il vulnus di un sito che ha fatto la storia industriale e sociale della provincia di Belluno. In fabbrica le ultime assemblee dei lavoratori pronti allo sciopero di 4 ore proclamato per venerdì, con presidio dalle 10 alle 13 davanti alla prefettura di Belluno. Al prefetto, dice Mauro Zulian della firma CISL, diremo che date le premesse è necessario trasferire al governo ciò che potrebbe significare la chiusura dell'azienda leader mondiale nella produzione di compressori che ha insegnato a fare fabbrica ai massimi livelli. Che clima si respira in fabbrica? In fabbrica sono tutti demotivati, sono tutti sono scettici perché non ci credono più alla salvezza. Il disimpegno di Wanbao viene dato per certo. Il presidio di venerdì servirà a mantenere alta l'attenzione nella speranza che nel frattempo nella proprietà si sia ingenerata la volontà di affiancare una fase di transizione, l'ennesima. I nervi scoperti sono tanti e non è ancora stata digerita la sentenza che ha assolto l'ex amministratore Ramella dall'accusa di bancarotta fraudolenta. Eravamo un colosso, dicono i rappresentanti sindacali dei lavoratori. Ramella ha smembrato il gruppo e ha fatto ricadere i debiti su Mel. La situazione attuale è figlia di quella gestione. L'incubo è una bomba sociale che stavolta rischia di esplodere.